Sono felicissima di poter riaprire. I dubbi sono 1700, perplessità abbastanza. C'è un unico problema. Se durante il servizio arriva un acquazzone, cosa facciamo? Gli portiamo un asciugamano? Il nuovo decreto riapertura è inefficiente e soprattutto inefficace e zoppo rispetto alle misure anti-Covid, alle questioni sociali e in primis alle condizioni di lavoro. Questo è in sintesi il pensiero corale di ristoratori e baristi del centro di Mestre. Ma soprattutto il problema è quello di aprire e di poter fare servizio solo all'aperto. Se piove, cosa facciamo? Ogni giorno guardiamo il cielo e decidiamo se aprire o non aprire? Schegge contraddittorie di vita quotidiana chiaramente visibili qui nel contesto della ristorazione. C'è chi avendo il plateatico ha già apparecchiato il locale, posizionando sedie, tavoli, tavolini, ombrelloni e gel, e chi, all'opposto, tiene ancora il tutto incatenato e coperto, sebbene già all'esterno del locale. Abituati, dicono, ad imprevisti prevedibili. Diciamo che l'anno scorso ci hanno fatto riaprire il 18 maggio, adesso ci fanno riaprire 20 giorni prima, però l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di portare dentro la gente. Allora, ci diano delle regole dure, mi va bene il coprifuoco, ma ci diano la possibilità che in caso di pioggia possiamo portarli dentro. Decreto, è il caso di dire, dal clima preoccupante. Appunto, se dovesse piovere, cosa succede? Li mandiamo a casa con i piatti in mano, gli facciamo metà conto è un grave problema che nessuno al momento sa risolvere. Funambolica poi la situazione per chi il plateatico proprio non ce l'ha. Questa possibilità che danno di riapertura con tavoli all'esterno purtroppo noi non ne possiamo usufruire perché tavoli all'esterno non ne abbiamo. Domenico ha rilevato quello che ora è il suo bar a settembre 2019, ovvero pochi mesi prima dell'arrivo della crisi pandemica, ed ora sarà nuovamente costretto all'apertura per il solo asporto. Ci sono stati giorni che abbiamo incassato, non mi vergogno di dirle, 25 euro.